Eccoci qua, ben ritrovati, seconda parte di Sveglia Friuli che, come detto, viene dedicata al dibattito politico. E allora i due protagonisti, i due ospiti di oggi sono Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, che è qui al mio fianco. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. E virtualmente collegato ma vicino personalmente anche Roberto Novelli di Forza Italia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Allora, io so che pur non essendo nessuno dei due di Udine, però un pochino la città, almeno non so Novelli, ma Sergo quasi sicuramente, un po' la vivete. Io l'ho sempre vissuta, direi, da adolescente. Ecco, allora entreremo poi anche su temi regionali, amplieremo il discorso. Di sicuro un grande tema sarà quello tra Italia e Israele, per quello che sta accadendo, la partita e non solo, gli scenari anche politici, con la guerra in Medio Oriente che si sta necessariamente ampliando, come era chiaro. Però un attimino, prima di passare a temi regionali e mondiali in questo caso, volevo rimanere un attimino sui temi cittadini, perché avete notato della grande novità che sta tenendo banco a Udine, la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi con la posa degli arredi urbani, di queste panchine, questi tavolini. Vi piacciono? Parto io? Parta, è uguale, uno dei due. Va bene, ma mi piacciono. Innanzitutto sarebbe bene che piacessero agli studenti anche, che frequentano quella piazza molto, molto più di tanta altra gente. Il dibattito ovviamente non credo che possa rimanere sul vi piacciono o meno gli arredi, perché poi sappiamo che la piazza verrà comunque anche riprogettata, ci saranno anche delle modifiche. Il dibattito è quello della pedonalizzazione, semmai, no? Allora c'è ovviamente chi vede il bicchiere mezzo pieno e quindi vede dei ragazzi che prima di entrare a scuola e anche dopo all'uscita da scuola hanno uno spazio nuovo tutto loro, quello che può essere o può essere stato per tante altre scuole della città, uno spazio davanti all'entrata dove poter socializzare, continuare anche a socializzare in tutta sicurezza, cosa che effettivamente lì con il passaggio delle auto, con il parcheggio a 1 metro dall'uscita non era possibile avere. Quindi questo diciamo è il bicchiere mezzo pieno di chi anche con le foto che sono girate in questi giorni di prima sperimentazione, chiamiamola così, della piazza, si riescono a vedere diciamo queste cose. Il bicchiere è mezzo vuoto ovviamente potrà essere per chi ha difficoltà a parcheggiare, per chi non trova ancora parcheggi, questo l'abbiamo detto già anche in altre occasioni, anche qui da voi. Continuo a ribadire che a tutte le ore, guardando i parcheggi di Sistema Sosta Mobilità, dell'app anche del Comune di Udine, i parcheggi sono spesso e volentieri vuoti, ci sono chiaramente delle ore di punta, come ci possono essere in qualsiasi caso, e continuo a ribadire che per risolvere queste cose o ci si inventa nuovi spazi dove poter parcheggiare, credo che anche con la riqualificazione dei parcheggi interrati questo avverrà ovviamente nei prossimi mesi, o si deve potenziare il trasporto pubblico locale, prevedere parcheggi evidentemente fuori, magari nella prima periferia, e fare in modo che le persone possano accedere in città in totale sicurezza e soprattutto con una frequenza adeguata, perché lei prima diceva non sono di Udine, io abito a Tavagnaco e sono abituato ad aspettare anche decine e decine di minuti un autobus per poter venire in città, e questo, devo dire la verità, spesso e volentieri disincentiva il trasporto pubblico locale. Invece se ci fosse una frequenza ovviamente un attimino maggiore anche di corse, e devo dire, faccio un piccolo inciso, anche l'acquisto dei mezzi elettrici che la Regione sta portando avanti grazie ai fondi PNRR, potrebbero aiutare anche questo tipo di navette, anche perché quei mezzi di solito non sono enormi, quindi hanno bisogno ovviamente di una maggiore frequenza per fare dei giri. Però prima di passare la parola a Novelli, chiudo con lei facendole una domanda.
chi non è abituato a prendere i mezzi pubblici ritiene che con l'aumentare della frequenza inizierà a prenderli, oppure in centro non ci andrà più, che è questo il tema che i commercianti pongono di fatto? Ma allora, questo ovviamente poi dipenderà dalle singole persone, da come reagiranno. È chiaro che, come dicevo anche l'altra volta, c'era il collega Morandini, che ci confrontavamo su questi temi. Noi abbiamo fatto in questa città, per decine e decine di anni, una politica dal punto di vista commerciale che era quella di svuotare il centro per favorire i centri commerciali. Tant'è che noi paradossalmente abbiamo gli autobus che portano la gente ai centri commerciali. No? Cittafiera, Cittafiera, Terminal Nord, ne mancano pochi. E questa ovviamente adesso non ci si può lamentare del fatto che la gente ha preso l'abitudine di uscire per fare determinate spese e per avere determinate abitudini. Quindi noi dobbiamo ovviamente cercare di invertire la rotta, fare in modo che vengano mantenuti i servizi all'interno della città e dare un motivo alle persone di venire in centro. Certo. Vuoi per socializzare, come avviene nei nostri bar, dove per riempirli problemi di parcheggio non c'è mai, evidentemente perché c'è una motivazione forte per queste persone di raggiungere il centro storico. Dobbiamo trovarne anche delle altre, quindi fare in modo che servizi, anche possibilità, locali, eventi culturali, tutto quello che può essere. Una volta il centro viveva, perché scusi onorevole, adesso mi fermo, ma dico il centro di Udine una volta viveva fino anche a tarda sera perché avevamo le caserme militari. Tolti quelli, noi abbiamo iniziato a togliere tutti i cinema, tutte le pizzerie del centro, tutta una serie di vita che adesso ovviamente viene meno. Allora, o noi facciamo una politica per sostituire, e sarebbe anche il caso, visto che sta cosa va avanti ormai da 30 anni, che non ci sono più la leva e quant'altro, e quindi, come detto, cambiamo paradigma, altrimenti se aspettiamo che Amazon faccia il resto, il commercio e anche la città e il centro storico sarà destinato a essere desertificato, e non credo che un parcheggio in più o un parcheggio in meno in una piazza o 10 parcheggi messi davanti a una scuola possano cambiare il destino della città. Roberto Novelli, tocca a lei. Vorrei sapere la sua sulla questione pedonalizzazione. Devo dire che Sergo, la cui conoscenza ci lega da diversi anni, oggi peraltro, mi permetto una battuta, si trova così come antagonista in termini bonari, qualcuno di meno aggressivo rispetto a un incontro che ho avuto modo di vedere sulla vostra rete qualche giorno fa. Sì. L'avevo avvisato, Novelli, l'avevo avvisato, guardi che è con Novelli, non ci sarà, insomma, magari, però era stato un bel incontro vivace, con toni forse un po' esagerati. Comunque, prego. Qualcuno pensava di essere lì, invece che a Sveglia Friuli. Guardi, io molte osservazioni che ha fatto Sergo le condivido. Diciamo che se posso fare una valutazione che è anche legata un po' alla mia attività di amministratore locale, è questa. Bisogna stare molto attenti quando si va a lavorare su quella che è la viabilità di una città, a partire con il piede giusto. Penso che quello che è stato fatto dall'amministrazione di Udine, indipendentemente dal fatto che adesso in parte venga apprezzato o venga ancora considerato un errore sostanziale per gli equilibri all'interno della città, soprattutto quelli commerciali, sia partita proprio male. Allora, il tema dei parcheggi non è un tema secondario nei centri abitati. Credo sia abbastanza superfluo dire che noi possiamo idealizzare un mondo migliore, anche di vivibilità dei nostri centri urbani, un mondo migliore perché è giusto che la mobilità lenta sia potenziata, che i pedoni e i ciclisti vengano protetti,
che ci sia un calo di quelle che sono anche le tematiche legate alla salute, quindi l'inquinamento, quindi questo è tutto corretto, è tutto giusto. Ma noi ci inseriamo in un tessuto socio-economico che esiste da tempo e che subisce anche un po' quelle che sono le intemperie di un tempo che passa, di abitudini che vengono a modificarsi. Però quello che è figlio della storia, Sergio parlava prima dei centri commerciali, e questo è figlio di una storia che la politica in qualche modo forse non ha governato al meglio, ha fatto sì che il tessuto proprio economico, sociale dei centri, dei centri storici, dai più grandi ai più piccoli, ma insomma Udine è sempre stato un riferimento, venga a essere depotenziato. È abbastanza così normale, ordinario pensare che una città che perde il suo tessuto, la sua struttura economica, microeconomica, commerciale, che poi diventa anche quella di una struttura economica, sociale, ma anche di relazioni, di persone che stanno assieme in certe aree, in certi luoghi, perché trovano determinate risposte alle loro esigenze, ai loro bisogni. Quindi tutto questo è un equilibrio molto molto precario, perciò prima di intervenire togliendo dei parcheggi, soprattutto in aree così sensibili della città, e non voglio arrivare sul tema della sicurezza, di cui magari poi accenniamo qualcosa dopo, avrebbe bisogno di una programmazione che ha già pronta la risposta nel momento in cui si sottrae qualcosa, pur magari cercando di migliorare qualcos'altro. Allora è evidente che sono personalmente contento che gli studenti, i bambini poi abbiano degli spazi più ampi per poter essere più in libertà e più in sicurezza all'uscita dalla scuola, ma questo è un aspetto, ed è un aspetto che però va a cozzare contro quella che poi è la quotidianità anche di chi lì ha fatto degli investimenti, ha investito, deve pagare dei costi per poter stare sul mercato e si ritrova ad un certo punto con il cassetto che forse, almeno da quello che dicono i commercianti, non gli consentirà più di coprire le spese, di avere un giusto reddito. Quindi attenzione, qui noi abbiamo fatto hanno fatto un'operazione senza prendere in considerazione purtroppo molte variabili. E ricordiamoci che Amazon è un pezzo di un problema, è vero. Amazon è un pezzo di un problema, ma l'altro pezzo del problema è cercare di creare un ecosistema di vivibilità per le attività economiche che ancora resistono dentro i centri abitati, perché va bene il bar, va bene l'offerta enogastronomica, che forse diciamo ha dinamiche diverse, ma noi dobbiamo dare la possibilità anche a chi apre bottega la mattina di poter, come dire, trovarsi in un ambiente che faciliti l'arrivo dei potenziali clienti, anche con offerte di qualità, sia ben chiaro. Cioè ci sono degli equilibri che vanno, come dire, messi assieme. Togliere i parcheggi tout court per poi metterci dei giochi o degli arredi di un certo tipo va bene, ma abbiamo preparato qualcos'altro prima. La risposta sembrerebbe essere negativa, perché, e concludo, è evidente che la mamma che porta a scuola, il papà che porta a scuola il bambino è contento di questa cosa, o il pensionato che ad un certo punto è uscito diciamo dal percorso lavorativo e che vive in centro a Udine e gli va bene andare in giro in bicicletta e avere questi spazi liberi, ci mancherebbe altro, però bisogna pensare anche a chi poi sostiene con il tessuto economico della città. Vuole rispondere? All'analisi di Novelli? Ma come detto anche tante volte, ma anche sul discorso della ZTL, quando è partita si dicevano praticamente le stesse cose, nel senso che magari tutti condividono la ZTL, e anche l'onorevole ovviamente lo fa, ma diciamo, si imputava a questa giunta il fatto di aver iniziato magari in anticipo un percorso che poteva essere più graduale.
posso anche condividere. Il problema qual è? Che mai inizi, mai sai quali sono i problemi poi da affrontare, perché noi tutti adesso diciamo sì, servono ulteriori parcheggi, dobbiamo trovare altri parcheggi. Innanzitutto dovremmo verificare se questo è vero o meno, perché i residenti hanno un problema e possono avere un problema, ma i residenti che dalle 6 alle 22, avendo le strisce blu gratis, si trovano comunque le persone che vengono in centro per vivere la città in quelle ore, non avrebbero avuto comunque parcheggio disponibile sotto casa come vanno ricercando. Per cui una ricerca di ulteriori parcheggi per quelle necessità sarebbe dovuto avvenire anche negli anni precedenti. Quindi chi si lamenta adesso di queste cose, giustamente aveva lo stesso tipo di problema 5 anni fa, 4 anni fa, solo che questa giunta, e ovviamente su impulso dell'assessore Marchiolla, che ha sempre detto quello che avrebbe fatto, io mi stupisco sempre quando qualcuno ovviamente si stupisce del fatto che un politico faccia poi quello che dice, soprattutto in campagna elettorale. E poi sulle tempistiche, ripeto, si poteva fare un mese più, un mese meno, ma mi pare che sia passato quasi 1 anno e mezzo ormai dall'insediamento di questa giunta. Discussioni se ne sono state fatte, proposte sono state avanzate, possibili soluzioni anche. Per cui ritengo che si potrà... si sbaglia. No, ma sicuramente si doveva iniziare, perché prima o poi si sarebbe iniziato comunque. E quindi intanto prendiamoci i benefici di questa scelta, verifichiamoli poi se sono tali, ma mi sembra che almeno da quello che anche voi in questi giorni avete potuto documentare ci siano sicuramente dei pro anche dalle persone che vivono quella piazza, che poi sono anche gli insegnanti, che sono gli stessi insegnanti che poi alimentano anche gli stessi esercizi commerciali che magari adesso un attimino si lamentano. E quindi se noi creiamo lì e nelle piazze limitrofe, perché poi non c'è solo il problema di piazza Garibaldi, c'è anche il problema di piazza 20 settembre, perché poi molta gente magari parcheggiava in piazza Garibaldi per raggiungere piazza 20 settembre. Come detto, se risolviamo e diamo con facilità la possibilità alla gente di accedere al centro storico senza sperare di parcheggiare davanti ai negozi, perché voi lo sapete, io ho avuto un negozio in centro a Udine per 6-7 anni, avevo una via che era ovviamente frequentata dalle auto, avevo il parcheggio carico e scarico di fronte, credo uno dei pochissimi negozi che c'avevano, e la gente mi diceva che non riusciva a parcheggiare, a raggiungere il centro, che preferiva andare ai centri commerciali. Quindi tante volte è anche un problema culturale. E quindi invece e su questo magari la politica, se vuol far fare un passo in avanti anche nelle abitudini delle persone, invece di continuare a dire mancano i parcheggi perché si vuole spingere l'utilizzo dell'auto, come dicevo prima, forse noi dovremmo fare un tentativo per spingere altri servizi e dare alle persone altre possibilità di vivere la città in maniera sicura, serena, senza problematiche. E chi frequenta il centro in bicicletta sa cosa vuol dire, ed è voluto dire per tanti anni, andare in bicicletta tra via Zanoni e via Grazzano, tanto per fare degli esempi. Novelli, se vuole chiudiamo, altrimenti cambiamo argomento. A lei la decisione. Ma credo che si sia detto tutto. Adesso diciamo che il contendere deve essere forse più risolto all'interno che all'esterno. Dall'esterno sono arrivate tutti i messaggi, le considerazioni, le associazioni di categoria hanno detto quello che dovevano dire, l'amministrazione ha deciso di andare avanti. Noto una certa tensione interna alla maggioranza, noto che una persona che io reputo capace di buonsenso ed esperta come l'assessore Venanzi, insomma qualche presa di distanza l'abbia attivata rispetto a delle decisioni che sembrano quasi passate sopra la sua testa, ma questi sono temi interni alla maggioranza che però politicamente, visto che noi facciamo politica, vengono facili da rilevare.
Bene, io direi fermiamoci un attimo, seconda parte che si conclude qui, pubblicità, per poi iniziare a toccare uno dei temi che avevamo lasciato sul tavolo, ovvero quello di Italia-Israele come partita di calcio, ma che poi apre il tema ovviamente più importante sul conflitto in Medio Oriente. A tra poco. Eccoci qua, terza parte di Sveglia Friuli, che apriamo con il servizio che abbiamo confezionato con l'intervista al prefetto. Si parla della questione Italia-Israele, della questione del conflitto israeliano. Il nostro Francesco Pezzella ieri era in prefettura per parlare con il prefetto, quindi ascoltiamo lui e poi abbiamo anche un commento del sindaco di Udine. Intanto il prefetto Domenico Lione. Per quanto riguarda noi il 14 abbiamo una partita che dobbiamo gestire assicurando la sicurezza e l'ordine pubblico della manifestazione. La macchina organizzativa della sicurezza è partita, la città di Udine è pronta ad ospitare un evento che non è una semplice partita di calcio. Per questo motivo il dispositivo sarà configurato in maniera adeguata. Il prefetto ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato il Comune, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Udinese Calcio. Sono stati messi in campo quelle che sono le prospettive di intervento. Ci stiamo organizzando per assicurare il dispositivo di prevenzione nella maniera più tranquilla e serena possibile. La sensazione è che qualcosa a livello internazionale nei prossimi giorni potrebbe accadere, ma ad oggi Italia e Israele è confermata e nello standard abituale, cioè aperta al pubblico, anche se al di là della decisione della FIFA attesa per giovedì sulla richiesta della Palestina di escludere Israele dalle competizioni ufficiali, ha cominciato a circolare anche l'ipotesi della disputa a porte chiuse. Poi c'è la manifestazione pro-Palestina, annunciata per lo stesso giorno. La Prefettura ha chiesto o richiederà che la partita venga disputata a porte chiuse? Assolutamente no, non c'è motivo. Per quanto riguarda invece la manifestazione annunciata pro-Palestina, è autorizzata? In base a quelle che sono le situazioni del momento, le manifestazioni vengono comunicate al questore e ovviamente verranno individuate determinate prescrizioni ove effettuare queste manifestazioni, le modalità e i luoghi dove effettuarle. Ascoltiamo anche le parole del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, a riguardo. Ma noi, adesso, al di là di questa ultima notizia, abbiamo sempre lavorato per la pace, ma non in equa distanza, in equa vicinanza alle due parti, cioè che sono poi quella israeliana e quella palestinese. Noi sostanzialmente vogliamo favorire il dialogo e la pace, per questo avevamo chiesto a Federcalcio se era possibile devolvere gli incassi della partita per delle operazioni a favore delle vittime della guerra, ma anche per innescare nuovi percorsi di pace e di dialogo. Questo non è stato possibile, per cui adesso speravamo una cessata il fuoco, ma anche quello è uno scenario che non si sta profilando. Stiamo cercando di organizzare con l'associazione Rondine un evento e dialogo di pace, stiamo lavorando per questo, noi ci contiamo e questo ci consentirebbe di superare questa situazione. Eravamo partiti con prudenza e anche con sofferenza in questa decisione, perché comunque avevamo Hamas che è stato incriminato, è stato accusato dall'ONU di crimini di guerra, e purtroppo anche Israele è stato accusato sempre dall'ONU di crimini di guerra, quindi noi avevamo una situazione di conflitto e di situazioni oggettivamente difficili, per cui noi avevamo preferito prendere tempo e per cercare appunto o il cessate il fuoco o un'iniziativa, come avevamo chiesto, di devoluzione dei fondi o di costruzione della pace. Noi siamo convinti che la pace sia l'unica soluzione. Novelli, parto con lei in questo caso. Allora, facciamo un po' di ordine. Ieri si paventava la possibilità di giocare questa partita a porte chiuse, il prefetto di fatto invece ha detto
al momento la facciamo a porte aperte, ha accettato anche di fatto l'ok per le manifestazioni pro-Palestina, in attesa di domani, che dovrebbe essere la decisione in cui UEFA e FIFA decideranno se estromettere, come fatto con la Russia, Israele dalle competizioni calcistiche. Questa decisione ovviamente passerebbe sopra a qualsiasi altra idea locale o nazionale. Israele verrebbe di fatto escluso, ma se invece non dovesse accadere, la decisione spetterebbe al prefetto, che, come abbiamo capito, ha l'intenzione di farla disputare regolarmente con l'utilizzo di 400-500 steward, quindi un numero importante per garantire la sicurezza in una serata che si preannuncia delicata. In tutto questo, dal punto di vista dello scenario politico, possiamo far rivedere anche le prime pagine dei quotidiani. Si parla di una situazione veramente difficile, tesa. Netanyahu ha detto ci aspettano giorni difficili dopo l'attacco subito da parte dell'Iran, che è entrato in scena con 180 missili, ma soltanto poche ore prima c'era stato l'ingresso delle truppe israeliane in Libano, con 150.000 persone che stanno scappando dai confini di Siria e Libano verso Homs e verso Damasco. In una situazione del genere, come si fa a trovare qual è la risposta giusta, a trovare la pace, come chiede il sindaco di Udine, a capire questa benedetta partita di pallone che ormai è tanto partita e poco pallone? Guardi, mi viene da dire una cosa subito in premessa. Allora, qui stiamo parlando di temi che hanno una complessità, un radicamento storico e anche una non capacità delle comunità nazionali e internazionali, ONU compreso, di trovare un punto di contatto e di accordo tra la democrazia israeliana e il popolo palestinese. Quindi quando mi trovo come rappresentante politico regionale a dover parlare di questi temi, mi faccio sempre una domanda: ma noi, quando parliamo di pace, quando auspichiamo la pace, ma di cosa stiamo parlando? Noi non contiamo niente in questo scacchiere. Noi stiamo facendo un esercizio così intellettuale, dicendo delle cose e auspicando che tutto vada in una certa direzione. Allora, se vogliamo metterci su questo piano, è facile. Dobbiamo auspicare tutti la pace, dobbiamo far sì che ci siano due popoli e due stati, dobbiamo trovare una mediazione perché finisca questo orribile conflitto che poi ha più fronti, dobbiamo far sì che la popolazione civile non subisca quello che sta subendo e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Bene, a questo punto mi domando che parte possiamo fare noi, oltre a parlarne così, tanto per. Io vorrei ricondurre il ragionamento più sulle cose terrene, locali, o meglio, se vogliamo che faccia delle considerazioni. È dal 1948, da quando è nato lo Stato Israele, che ci sono degli stati arabi che vogliono, e anche poi delle organizzazioni terroristiche che vogliono la distruzione di Israele. Poi Israele reagisce e reagisce in modo abnorme, come sta succedendo adesso, ma non dimentichiamoci che dal Libano sono arrivati centinaia di razzi in questi giorni, 50 solo stamattina su Israele. Se non avesse un sistema di difesa, l'Iron Dome, Israele in questo momento sarebbe probabilmente in parte rasa al suolo. Come la Palestina. Allora, guardate la differenza che c'è tra chi usa i civili come ostaggi e si nasconde dentro le aree abitate dai civili, penso ad Hamas, e chi invece Israele pensa a proteggere il suo popolo creando un sistema di difesa per evitare che vengano uccisi i civili, oltre naturalmente a usare la sua forza militare.
Ma al netto di questo, che quindi fa capire un po' qual è la mia posizione, che naturalmente non può essere che in termini così ideali, rivolta alla pace, al fatto che questi due popoli finalmente possano vivere assieme, che le organizzazioni terroristiche vengano eliminate, perché è ora di finirla, che gente che è ideologizzata con anche un portato naturalmente religioso non abbia rispetto né della propria vita né da quella degli altri. Chi si deve difendere usa tutti gli strumenti che può per farlo. Poi ripeto, si sta esagerando. Ma torniamo alla partita di calcio. Italia-Israele, ipotizziamoci nel mondo migliore. La nazionale di calcio italiana gioca a Udine. Beh, insomma, è una gran bella cosa. Con chi gioca? Con Israele, che è un'altra nazionale di calcio di un paese che in questo momento è in una condizione di guerra. Per causa di chi? Io ho le mie idee, non mi interessa dire in questo momento per chi tifo, perché in questo caso non è il caso di tifare per nessuno, ma c'è una partita di calcio. Siamo riusciti anche in questo caso a creare un caso su un caso, non risolvendo esattamente niente. Se non si fosse creato tutto questo casino, mi permetto di dirlo, si sarebbe fatta una partita, ci sarebbero state alcune contestazioni, avremmo dato il patrocinio perché gioca la nazionale di calcio italiana a Udine e il problema si sarebbe chiuso lì, indipendentemente dal macro problema della guerra Israele-Palestina, allora, che coinvolge anche il Libano, eccetera. Certo, giustamente. Però noi dobbiamo fare quelli che... Sì, Israele si difende, altrimenti sarebbe stata rasa al suolo, forse in alcune situazioni sta radendo al suolo per difendersi, poi si passa dalla parte del torto. C'è però una telefonata, chi è che è con noi, che evidentemente è stato incuriosito, interessato dall'argomento? Buongiorno. Chiamo da Tor Viscosa. Questo parlare di questa guerra Israele-Palestina può essere anche già iniziato un conflitto di una terza guerra mondiale? Grazie, buona giornata. Grazie, non ho capito il nome di questa gentile telespettatrice che chiede, a questo punto è una domanda che porgo a lei perché comunque dopo Novelli toccava a lei parlare, a questo punto si parla di... siamo in una terza guerra mondiale? Una domanda semplice, insomma. Sì. Non lo siamo, ma rischiamo di esserlo. Da tanti anni e non solo per questo conflitto ovviamente di questi ultimi 2 giorni. Potevamo esserlo anche rispetto ad alcuni scenari e possiamo esserlo anche rispetto ad alcuni scenari della guerra Ucraina-Russia. È chiaro che diciamo in questi casi, finché le diplomazie funzionano, possiamo pensare di evitare una terza guerra mondiale e dobbiamo fare tutti quanti la nostra parte, perché capisco, come si diceva poco fa, che noi contiamo poco e se noi come Italia contiamo poco, figuriamoci la regione Friuli-Venezia Giulia che concede un patrocinio a una partita o il comune di Udine che non lo concede, quanto possano contare rispetto a scenari geopolitici ben più ampi. Però quello che dobbiamo fare tutti quanti e ovviamente soprattutto a livello politico per poter fare in modo che le diplomazie prevalgano con il buonsenso che in questi casi evidentemente viene a mancare da più parti è fare qualsiasi cosa in nostro possesso per poter evitare la terza guerra mondiale. Cioè, finché l'Iran dice attaccheremo chiunque difende Israele, sì, siamo già in un ambito, no, di possibile scenario da terza guerra mondiale, perché è vero che noi contiamo niente, ma se ci schieriamo dalla parte di chi, anche ovviamente come sempre, giustamente, viene bombardato, e però dovremmo farlo sempre. Questo è il problema legato anche al discorso del famoso patrocinio da concedere o meno alla partita. Non è che possiamo ogni volta fare il distinguo, sì ma quelli lanciano i missili perché si devono difendere, sì ma quelli 70 anni fa hanno avuto un sopruso e quindi lanciano i missili perché vogliono rivendicare qualcosa, perché altrimenti non andiamo più avanti e le future generazioni, come purtroppo è stato evidentemente per quelle che stanno governando quelle zone in questo momento, avranno sempre qualcosa da recriminare le une verso le altre se non si trova e se non si mette una parola definitiva sulla pace. Quindi
il fatto di essere piccoli e di non avere voce in capitolo, io credo che non sia così. Credo che l'Italia, soprattutto per il ruolo storico che ha avuto anche in determinati passaggi, debba far sentire la propria voce, che prima di tutto è quella di arrivare a un cessate il fuoco, l'ha detto anche ieri il ministro Crosetto, non è una questione di parte sì, l'hanno detto tutti, è ovviamente la cosa più di buon senso che ci possa essere, no? Di avere questo ruolo. No, certo, no, ma sicuramente, ma il nostro paese sicuramente, però appunto noi che facciamo parte di questo paese a livello democratico dobbiamo fare in modo di poter incidere su quella che è la decisione del nostro paese. Se iniziamo a evitare che il nostro paese continui ad alimentare una parte, no, che, con il patrocinio, che è in conflitto, con il patrocinio a una partita di calcio. Con l'invio delle armi, onorevole, questo è il problema, perché è lì a quel punto glielo spiegherà poi alla signora se l'Iran un domani ci vede come sostenitori del paese di Israele, e se poi deciderà di fare qualcosa anche contro l'Italia. Ognuno si prenderà le sue responsabilità a quel punto, grandi e piccole che siano, però questo è, se invece mettiamo una parola fine una volta per tutte e ovviamente evitiamo determinati comportamenti anche a livello internazionale come Paese Italia, poi se vogliamo parlare del patrocinio, parliamo del patrocinio, ne abbiamo già parlato penso a lungo in queste settimane della scelta del Comune, se fosse opportuno o meno, se era un atto dovuto o meno. Chi parla di atto dovuto dovrebbe fare una cosa semplice, provi ad andare al TAR, faceva un bel ricorso al TAR, vedeva se era un atto dovuto, concedere il patrocinio oppure no, quindi se era un atto amministrativo o se era un'azione politica di un comune legittima, come evidentemente il sindaco ha ritenuto di dover fare. Per cui il punto poi più grande rispetto alla partita abbiamo un'altra è telefonata, che, invito chi ha il telefono, finisca il concetto. Lascio, è giusto che parli anche il telespettatore. Il punto più grande rispetto alla partita è quello che dobbiamo interrogarci se la politica deve entrare nello sport oppure no. E perché una volta lo può fare quando ovviamente decide di escludere anche determinati stati delle Olimpiadi. È successo, le Olimpiadi che dovrebbe essere il grande spirito olimpico, la pausa ecco, e poi succedono queste cose. Allora perché a volte ci fa comodo e a volte no? È questa ipocrisia di fondo che ovviamente poi anche a livello internazionale ci viene imputata. E lei dice, insomma, come Italia innanzitutto potremmo smettere di inviare le armi e poi valutare quelle che sono le conseguenze. Telefono, pronto? Pronto? Si sente? Sente, chi parla? Sono Nevio da Udine. Salve, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo, allora prima di parlare, sì, il patrocinio bisognava darlo, insomma, questo è banale, non voglio neanche parlarne, è che purtroppo De Toni è ostaggio della giunta di Udine, che è nettamente a favore del filo palestinese, e di conseguenza il sindaco, essendo il sindaco, che poi non si sa se il sindaco è Venanzi o se è De Toni, non so, perché io vedo sempre Venanzi, De Toni non lo vedo mai, è un ectoplasma. Vabbè, comunque, mi piaceva l'idea di Sergo di riportare il cinema in centro a Udine, questa è una bella idea, e vorrei anche che se io fossi sindaco, a costo di andare incontro a una spesona, riporterei anche il piano bar sotto il Contarena, perché so che è stato chiuso. Io mi ricordo negli anni 70 frequentavo il Contarena, quella volta ero giovane e andavo a Donne, adesso un po' meno, anzi per niente, e io riaprirei questo piano bar sotto il Contarena, che era un luogo di ritrovo per i ragazzi di Udine, insomma. Ecco, questo sarebbe, io fossi sindaco, ripeto, andrei incontro a una spesona magari, però lo rifarei, perché perché manca la sera a Udine un luogo di ritrovo tipo piano bar, non sempre queste osterie dove si beve e basta, perché io vedo questi ragazzi non hanno neanche un'aggregazione vera fra i giovani, ce l'hai in un piano bar, in una discoteca, non è che ce l'hai andando col taglio lì in mezzo alla strada, che è un po' anche un po' squallido se vogliamo, no?
Ecco, per il discorso poi volevo dire solo una cosa, non entro nel merito della guerra fra paesi arabi e i paesi sciiti, sono estremisti per natura, proprio religiosamente parlando. Nevio, l'abbiamo persa, però insomma vediamo se riusciamo a ripristinare la telefonata, se no comunque ci ha dato vari spunti di curiosità, anche tornando in realtà indietro. Il cinema in realtà c'era, no? Il cinema e non solo, ma anche dico in questi, anche no, ma io parlo proprio degli ultimissimi anni. C'era il cinema centrale che ha avuto notevoli difficoltà anch'esso. Certo, però è stato ripristinato. Però è stato ripristinato. In Cividale ce n'erano 3 di cinema. Sì, appunto, per il motivo che dicevamo, c'era una certa frequentazione. Tanto per tornare a tempi andati. Certo. Esatto. No, se vogliamo concludere il discorso su Italia e Israele, se no di fatto avete esposto le vostre, non so se Novelli come prima avevo concesso di fatto a Sergo di ulteriormente controbattere, se aveva qualcos'altro da aggiungere, se no passiamo all'argomento. No, penso che successivo. sia un tema che giustamente deve andare nell'oblio, ecco. Speriamo che sia una bella partita, speriamo che ci sia un pubblico festante, speriamo che lo sport prevalga su tutte queste polemiche politiche, speriamo che la manifestazione legittima pro-Palestina non sia infiltrata da persone violente o che magari bruciano le bandiere israeliane. E quindi una volta che tutto questo è andato nell'oblio, ma è rimasto lo sport come simbolo di unione, come dire, universale, forse avremmo capito che ci sono determinati valori, determinate condizioni che devono prevalere sulle altre, anche perché non incidono sulle altre. Ecco, io penso che gli atleti israeliani e italiani che si confrontano siano un bel momento, e che quindi dovrebbe rimanere nella testa delle persone. Poi il resto, ripeto, quello che sta succedendo adesso in Israele, in Libano, nella striscia di Gaza, ahimè, è una tragedia universale e per tornare anche al rischio della terza guerra mondiale, ma scorrendo la stampa nazionale ci sono molti opinionisti, molte persone che conoscono bene questi territori, anche seguendo le varie trasmissioni televisive. Le opinioni sono contrastanti, c'è anche chi dice che l'Iran sta semplicemente spingendo sull'acceleratore senza però voler arrivare oltre un certo limite, perché non ha neanche le capacità belliche ed economiche per affrontare una guerra totale. E una parte dei paesi arabi, per chi di queste cose si interessa, sappiamo perfettamente che non è né pro-Palestina né pro-Iran, quindi i meccanismi sono molto complessi e non sono nemmeno facili da decriptare. Perfetto, argomento successivo. Allora, volevo chiedervi un parere, ammetto che a riguardo sono meno informato, ma uno degli argomenti che anche da casa, che anche tra colleghi, no, si dice sempre, ma potremmo parlare di questo, potremmo parlare di quello. Mi volevo soffermare un attimino, se per voi va bene, sulla questione dei carburanti, perché insomma mi è stata girata la nota di ieri di Scoccimarro che parlava del fatto che bisogna passare con la regione che agevola il passaggio al digitale. Le critiche che venivano fatte non danno più le tessere nuove, bisogna scaricare l'app, ma l'app viene scaricata da pochissimi utenti. Invece, per esempio, Scoccimarro dice che in parte non è vero, perché sono già 880 i gestori che hanno il POS e quindi che hanno la possibilità di scaricare, hanno scaricato l'app installata sul dispositivo mobile, già 118.000 e passa le tessere digitali attivate dai cittadini. Io volevo chiedervi a questo punto, ma qual è la situazione? C'è difficoltà, non c'è difficoltà, va tutto bene, la gente si lamenta, chi vuole partire? Non so, se vuole provo a dire io qualcosa. Consigliere, visto che è sensibile anche per te, per geografia, no? Per area geografica, esatto. Allora, noi siamo in una condizione
che definire paradossale è riduttivo. Lei pensi che qualche anno fa avevo provato così con interlocuzioni indirette con l'Unione Europea a dire: ma perché non pensiamo di creare delle fasce agevolate nelle aree di confine, non soltanto tra l'Italia e la Slovenia, tra l'Italia e l'Austria, a livello europeo. Le aree di confine devono avere un'agevolazione fiscale in modo tale che non ci sia questo dumping, soprattutto in questo caso sui carburanti, perché altrimenti è chiaro che, non so, nel caso dell'Italia abbiamo un numero infinito di litri di carburante che viene prelevato nella vicina Slovenia, meno in Austria, quindi perdiamo l'IVA, in più ci sono tutti gli acquisti che vengono fatti su territori di uno Stato estero, eccetera. Vabbè. Come abbiamo risolto il problema? Partendo dall'idea di Asquini e quindi da questa iniziativa della tessera carburante abbiamo contenuto il problema, a volte bene, a volte meno bene, dipende dalla differenza del prezzo. Questo naturalmente costa alle casse regionali molti soldi. Credo che siamo intorno a una cinquantina di milioni di euro, che naturalmente compensano tutta una serie di fuoriuscite anche fiscali di cui noi non beneficiamo quando si fanno gli acquisti in uno Stato estero. Ma detto questo, noi abbiamo le consuetudini, le abitudini in tutto. A questo punto mi domando, non ho strumenti per dire niente di puntuale oltre a considerazioni. C'è un'evoluzione nella tecnologia. Cingolani qualche giorno fa all'Assemblea di Confindustria Alto Adriatico ha fatto un passaggio molto partecipato, mi è piaciuto molto. Diceva: noi siamo sostanzialmente, la tecnologia è molto più veloce delle azioni che noi riusciamo a mettere in campo, evolve con una tale velocità che noi non riusciamo a starci dietro. Allora mi sembra evidente che anche per quanto riguarda il pieno di carburante, dalla tessera, una volta si faceva la firma su un pezzo di carta, poi si è passati sulla tessera magnetica, adesso si passa all'app. È un processo che naturalmente ha delle problematiche durante questo percorso, diventa meno agevole per qualcun altro invece è lo strumento migliore, ma è la tecnologia che avanza e gli strumenti che vengono usati in modo diverso. Io non lo so quali reali problemi poi può creare, salvo scaricare quest'app che io ho scaricato con estrema facilità e non sono un nativo digitale. Perciò presumo che sia un percorso quasi inevitabile. Probabilmente fra 30 anni, se ci sarà ancora lo sconto benzina in Regione Friuli Venezia Giulia, noi faremo il pieno, non so, attraverso la scansione della retina. Ecco, per dire una banalità. Certo, no, il concetto è chiaro. Certo, lei dice è semplicemente la novità che un pochino a volte ci turba perché siamo pigri. Sergo invece come la vede, come la analizza la situazione? Anche qui allora potremmo fare lo stesso ragionamento dei parcheggi di Piazza Garibaldi, no? Cioè è chiaro che chi inizia poi va incontro alle critiche, alle polemiche e anche a eventuali storture del sistema. Ci sono gli stessi esercenti. Io già un anno fa ancora ero in Consiglio regionale, un anno e mezzo fa, segnalavamo che ci possono essere delle problematiche legate all'app rispetto a quello che era il meccanismo precedente, dove chiunque con la tessera poi riceveva anche uno scontrino a fronte di quella che era la sua operazione e poteva magari anche verificare direttamente quelli che erano gli usi anche della propria tessera o diciamo della propria targa, no? Legati al prelievo
della benzina, per cui ci sono delle tematiche diciamo abbastanza tecniche che si potrebbero risolvere, che sono state poste anche all'attenzione del Ministero, perché poi non è, se la Regione non vuole intervenire ovviamente poi qualcuno si rivolge a livelli anche più alti. Il discorso globale di quelli che sono gli sconti, io credo che il paradosso di cui si parlava prima potrebbe essere anche quello che noi puntiamo alla decarbonizzazione e abbiamo in queste ore sul tavolo del Ministro anche dell'Ambiente l'ipotesi di dover alzare le accise del gasolio e equipararle a quelle che sono le accise della benzina, che per molte famiglie e per molti utenti, anche imprese, potrebbe essere sicuramente un danno. Ma quella iniziativa di cui si parla da circa 20 anni, per cui vorrei anche rassicurare un po' chiunque a casa, che non so se poi il governo Meloni avrà il coraggio di fare questo, soprattutto dopo aver preso voti dicendo che avrebbe tolto le accise, e sarebbe sì paradossale alzarle a questo punto, ma insomma ormai questo governo ci ha abituato anche a questo e ad altro, e quindi diciamo, se c'è quel fascicolo aperto è perché non solo dall'Europa ma dal mondo ci chiedono di andare verso un altro tipo di mobilità, certo, e un altro tipo di consumi anche per le nostre automobili. E quindi se si fa questo, poi è chiaro, se io alzo le accise per fare il ponte sullo stretto, forse abbiamo capito poco. Forse abbiamo capito poco. Se io alzo le accise per fare una seria politica di mobilità sostenibile con la possibilità di incentivare un certo tipo di parco auto, fare anche degli investimenti nella pubblica amministrazione, come ne vengono fatti, lo ricordavamo prima, no? Con l'acquisto dei nuovi autobus elettrici anche in questa regione, allora potrebbe avere un altro senso. Sono scelte politiche. Sull'app, ripeto, io in 10 anni che ho fatto il consigliere regionale non avevo neanche la tessera perché mi rifiutavo di utilizzare un contributo che veniva elargito da noi stessi consiglieri regionali, però non ho neanche l'app nuova, dovrò farla, dovrò andare in Camera di Commercio, sì. Per cui credo che ovviamente ci sarà diciamo una facilità da questo punto di vista. Faccio solo un esempio banale di come poi anche le innovazioni devono avere sempre pro e contro. Un anno e mezzo fa, quando c'erano le audizioni, si segnalava anche all'assessore che banalmente, mentre fai benzina, non puoi utilizzare il cellulare. Ci sono proprio i simboli perché c'è pericolo di incendio, no? Ecco, e noi abbiamo di fatto stiamo incentivando le persone a utilizzare il cellulare nelle pompe di benzina. Sì. Sono paradossi, quindi è chiaro che poi se uno dice questo non è contro l'innovazione tecnologica, no? Magari devi stare attento poi a come utilizzi il tutto, quindi se io ovviamente rispetto a prima facevo benzina, davo la tessera, ricevevo lo scontrino praticamente vicino all'auto, se adesso devo andare all'interno di una cassa perché mi devo allontanare dalle pompe di benzina, eccetera, tutta la comodità di cui si parla poi viene meno per un problema legato ovviamente anche alla sicurezza non solo dei cittadini ma anche degli esercenti, che anche qualcuno per questi motivi è restio poi a incentivare questo tipo di utilizzo, perché comunque le tessere continueranno ad andare. Dico solo una cosa, poi mi chiudo sul tema, visto che l'abbiamo studiata negli ultimi 2 o 3 anni. All'inizio si diceva che questa innovazione era necessaria perché non si trovavano più le materie prime per fare le tesserine proprio della Camera di Commercio. Può essere, però è lo stesso meccanismo che usiamo per fare la carta d'identità elettronica. Sì. Allora anche con la carta d'identità elettronica dovremmo avere un'app, no? Come CSign può essere, no? Che ci permette di interagire con la pubblica amministrazione solo con quella e non con la carta d'identità elettronica. Quindi come detto, paradossi ce ne sono tanti, poche idee molto confuse sicuramente. È vero che non si è accennato prima al famoso turismo del pieno,
nel senso che poi, secondo l'assessore Scocimarro, continuare a dare soldi per fare questo tipo di sconto va a favore dell'ambiente, cioè al contrario di quello che dicono ovviamente tutti, non solo gli ambientalisti, ma anche tutte le politiche europee, perché è evidente, e qui sì c'è un problema vero di dumping anche con i prezzi della Slovenia, che se noi non avessimo quello sconto molte persone andrebbero direttamente in Slovenia a andare. Però come dicevo prima, la differenza anche di prezzo tra i due paesi è dovuta al fatto che noi abbiamo le accise più alte d'Europa e quindi che paghiamo ancora guerre passate. Adesso qua si parla di altre guerre, quindi capisco l'aumento del gasolio per pagare le armi per pagare le armi in Ucraina e Israele, però sì, vorrei evitarlo, ecco. Io devo andare in pubblicità, quindi se Novelli voleva ulteriormente intervenire, allora chiedo di andare in pubblicità. Se invece ritenete di aver fatto 1-1 pari e patta, allora vi saluto, vi libero e poi vado in pubblicità. Quindi la scelta di fatto... Una battuta per salutare tutti, devo dire che quest'oggi con Sergo non c'è stata guerra in tutti i sensi, quindi... Ci lasciamo in pace, però ecco l'ultima considerazione, che le accise aumentino per mandare le armi in Ucraina, questa non la sapevo, la prendo per buona e adesso mi adopererò per cercare di fermare questa cosa, come battuta finale naturalmente. Certo. No, io ovviamente auspico che non ci sia guerra più da nessuna parte. Esatto, così magari sia qua di sicuro, credo che siamo tutti d'accordo. Grazie a Roberto Novelli, collegato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie a Cristian Sergo. Grazie a voi. Qua invece in presenza. Pubblicità e poi gli ultimi minuti insieme.